Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B. Andata di maltempo in Friuli Venezia Giulia, siamo venuti a Forgaria nel Friuli per capire la situazione dopo il problema idraulico che si è verificato già dalla mattinata di ieri causa, come detto, il maltempo. Insomma, l'acqua potabile viene distribuita attraverso un mezzo speciale fornito dal CAFC e dalla Protezione Civile per poter dare la possibilità agli abitanti della zona di rifornirsi, far da mangiare e anche bere un goccio d'acqua. Allora andiamo a sentire il tutto dalle parole del sindaco Marco Chiapolino. E sulle problematiche create appunto dal maltempo che ha comportato, diciamo, la chiusura del blocco di molte strade, e le nostre squadre, i nostri volontari di protezione civile sono usciti fino a tarda notte per riprendere dopo poche ore per veramente tagliare tanti alberi nella zona di Monteprata, zona di Cornino, zona di Forgare principalmente. È emersa un'altra problematica che è quella dell'emergenza idrica di fatto. Quindi noi qui siamo un comune servito da CAFC, però c'è una particolarità: una buona parte del territorio, gran parte del territorio è servito dall'acquedotto in gestione da idrogea. Quindi insomma, l'acqua viene prelevata nella parte alta del fiume Erzino dal torrente Codugno e poi viene spompata sui nostri impianti, quindi diventa appunto gestione di CAFC quando entra nel nostro territorio. Purtroppo lì dell'opera di presa durante questa piena dell'Arzino che ha creato anche altri problemi sul nostro territorio, perché nella parte bassa ha addirittura oltrepassato il margine e ci siamo trovati con degli edifici con l'acqua in casa. Certo. Durante questa piena ci sono stati dei forti danni nell'opera appunto di presa e ci sono arrivate delle prime comunicazioni informali ieri mattina da parte del nostro gestore sul fatto che ci sarebbe stata una problematica di potabilità di peggioramento, sicché abbiamo provveduto prontamente ieri mattina ad avvisare la popolazione che ci sarebbe stata una riduzione di portata fino a quasi esaurimento e una non potabilità, e di fatto poco tempo dopo, già da ieri mattina, alcune vie erano già sprovviste di acqua. Certo. Ecco, quello che conta è che da subito, come ha sottolineato lei, avete fatto scattare il piano d'emergenza, abbiamo visto la cisterna per il servizio idrico sul posto e poi i sacchetti che sono appena arrivati, no? Sì, esattamente, quindi oltre alla comunicazione rapida alla popolazione che non usasse l'acqua per potabilità, per usi alimentari, sia con gli avvisi ma anche con le squadre di protezione civile che hanno emanato un messaggio anche audio, ecco, con i mezzi. Chiaramente ci siamo subito arrivati con CAF per far arrivare già in mattinata ieri in tutte le piazze le cisterne di acqua potabile e in più questo nuovo metodo che è quello dei sacchetti con l'acqua potabile già confezionati per dare questo tipo di servizio anche a quelle persone magari che non possono raccogliere l'acqua in altri modi o agli anziani ai quali si può portare comunque l'acqua in casa. Senta, per concludere, tempi tecnici più o meno per la riattivazione del servizio? Purtroppo noi non siamo in grado di dare una risposta perché, come dicevo, nonostante l'ottimo rapporto con CAF, che la prontezza continua del direttore anche Battistone nel dare informazioni e tutto, siamo comunque soggetti ad un altro gestore per la riparazione. Quindi preferisco non dare tempi perché insomma, a questo punto qua sicuramente si potrebbero creare delle illusioni. Ecco, sicuramente non è una situazione come quella della già emergenza idrica di un anno fa, dove comunque l'acqua c'era sempre
l'aria potabile. Qua si tratta proprio di rotture Certo. all'interno della parte di presa che creano comunque problemi di reparazione più grossi, ecco. Un lunedì di lavoro per terminare la rimozione e la messa in sicurezza nelle zone colpite dalla violenta ondata di maltempo che ha flagellato in lungo e in largo nel fine settimana il Friuli, dal Mari ai monti. Alberi caduti a terra, sradicati dalla violenza del vento, piogge torrenziali che hanno creato allagamenti nelle abitazioni, smottamenti e frane nelle zone collinari e montane. Centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco, dei vari comandi e distaccamenti supportati dalle squadre comunali della protezione civile. In tutto l'Alto Friuli si è rivissuto un film già visto dalle alluvioni del 96 e del 2003 e dalla tempesta Vaia del novembre 2018. Strade chiuse per frane e strade trasformate anche in torrenti. La pianura nella giornata di ieri, stesse scene registrate. 4 violenti nubifragi dalla serata di sabato a quella di ieri hanno spazzato in lungo e in largo le province di Udine e Gorizia, con vortici d'aria che hanno strappato alberi e tetti, isolando alcune località. Danni anche all'agricoltura, in particolare nel mondo della viticoltura, per la distruzione di molti filari di uva pronta all'imminente vendemmia. Disservizi alla linea elettrica e telefonica, con blackout che sono stati risolti solo nella giornata odierna. Sulla costa, violente mareggiate a Grado e Lignano, metri di battigia e spiaggia divorate dalla furia del mare in burrasca, che hanno messo in ginocchio l'economia locale già travagliata in sé dalla pandemia Covid-19. Un lunedì di lavoro per terminare la rimozione e la messa in sicurezza nelle zone colpite dalla violenta ondata di maltempo che ha flagellato in lungo e in largo nel fine settimana il Friuli, dal Mari ai monti. Alberi caduti a terra, sradicati dalla violenza del vento, piogge torrenziali che hanno creato allagamenti nelle abitazioni, smottamenti e frane nelle zone collinari e montane. Centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco, dei vari comandi e distaccamenti supportati dalle squadre comunali della protezione civile. In tutto l'Alto Friuli si è rivissuto un film già visto dalle alluvioni del 96 e del 2003 e dalla tempesta Vaia del novembre 2018. Strade chiuse per frane e strade trasformate anche in torrenti. La pianura nella giornata di ieri, stesse scene registrate. 4 violenti nubifragi dalla serata di sabato a quella di ieri hanno spazzato in lungo e in largo le province di Udine e Gorizia, con venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impeppata di cozze. Paella e Sangria, crema catalana, acqua e caffè, il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, Sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max P.